Allora, oggi che ne abbiamo 25, no? 25 oggi, 25. Vediamo come che te che passa la giornata, come che te sono stata oggi. No, se che volevo ricordarti che 3 mesi fa già era Natale. Benedetta! Ah no, non sta a dirmi che te sei una di quelle che fa il conto alla rovescia, mi manca tanti giorni a Natale del prossimo anno. No, ma tu ne hai 25, non so perché, forse ho ancora un cuore romantico. Uno al 25 penso sia da Natale, anche sia giugno, dico 6 mesi fa già era Natale, poi per 6 mesi è Natale, così. No, invece devo ascoltare la radio oggi perché dovevo stare alla sua comunità tutto il giorno. Oh, per carità, che brutta roba. E ora devo ascoltare la radio? Ah no, che si è mai fatto? Allora sentio, che cos'è una nave cinese, no? Che cos'è ora 150.000 container? Dentro la nave cinese? Sì, è un cargo di qui che porta da sé i container, no? Sì. I viaggi lunghissimi. Ho capito, sì. Ecco, 150.000 container che sei sola, no? Che mi domando qui che vado a smontarli so quanto tempo che metterli a cara. Ma sei tantissimi, i cinesi, lì sei fuori i cinesi. Ma insomma, ha fatto un gigante del mare. E sarà il canale del Suez, Dio caro. Come che sarà il canale del Suez? Ma dici tu scherzo o dici tu vero? È stata una tempesta e sabbia. Il cinese non le ha più visto. E se gare, zio canotto. Adesso che sei, il canale è bloccato, sto gigante, capito? No. E ma sì, e passa il mondo. Adesso sei fermo il mondo dei merci. Comunque guarda, già era meglio se lo ascoltavo perché ho detto, ma i cinesi vuoi sempre strafare, ciò. Non che basta lavorare 8 ore al giorno, non sa cosa fare, del tempo libero non so, manca il cargo, fagliene 4-5, cosa fargliene uno gigante. Metti che si spacca. Ma cosa che metti che si spacca, e sì, questo è anche una cosa, ma cosa che sarà dentro queste cose, questi container? Tutte che robe cinesi, che invade merci, che invade il mondo, cosa vuoi che sia? Pericotti, Dio caro, no, pericotti daresti del male, ma no, voglio dire, No, penso che magari, no, ti sa che quando che si vede la televisione che parla dei traffici, delle armi, di queste cose, no, non so che magari possa essere anche cose che non va bene. Ma puoi mettere dentro il mondo intero su 150.000 container. Anche qua in Italia il 5% delle merci che arrivano sul porto di Napoli viene controllato. Il 5%. È veramente poco, praticamente che scampa fuori tutto. 5% delle merci per passare carri armati, aerei, centrali nucleari a tocchetti, Dio caro, esporti a cose. Ma insomma non volevo, ma siccome mi ha toccato star ferma, ero detto ascolto la radio e ho sbagliato. E dopo cos'altro che te ha sentito? Che io oggi non ho buon modo di ascoltare. Col piccio che avevo? Ho sentito la commozione generale perché la Merkel ha fatto le scuse. Come è stato proprio un momento di commozione che ho detto, ma incredibile, i politici tedeschi, bellità, lezioni anche sto frangente e vedete bravo. Ma di cosa che la sega scusa? Che aveva proposto un giorno di chiusura sotto Pasqua, un po' prima, adesso non mi ricordo se era giovedì santo, aveva proposto che saranno compresi alimentari, proprio tutto. Compresi alimentari? Un giorno solo, mica ho capito che deve essere una settimana, dopo leggendo così, no? I commenti, mi trova uno che ha detto, ma non è che vogliamo chiudere un giorno solo, quindi penso che sia un giorno solo, però non ho precisamente parlato a Merkel, quindi non ho capito, non afferro tanto, quindi sul ponte non sono sicurissimo, ma quello che mi commuove, Misi, che tutti si commuove perché un politico chiede scusa, Dio caro, che adesso l'Europa ha fame, e il mondo ha la fame, capito? E nessuno chiede scusa.
guarda, chiedo scusa perché un giorno va a chiudere, capiamo? I separati, secondo me i separati tutti quanti. Dopo BBC confessano che a Merkel non si è cagato a dare scusa ai cittadini perché voleva rovinare a Pasqua. No. C'è stata la Confindustria tedesca che ha detto ma sei tu fuori, ma che mi un giorno ciapo tanti di scherzi e dove sarà? Ah, sotto Pasqua e se devo andare a casa va a casa per coglioni. Secondo me è stata piccola signora che ha detto aspetta chiedo scusa, ritiro a proposta e niente. sì. Potuto dire ma mi basta dopo quest'estate altre robe, ma insomma dopo ho anche pensato di fare un po' di yoga, anche un po' di training, dopo sono andato a camminare con i cani, ho fatto, ecco, volevo su un attimo trascendere col train, ma te l'ha trasceso con la camminata dei cani, col training o con cos'altro? Poco con tutto. Te l'ha trasceso, quello che funziona si usa. Te l'ha ragione, però bisogna stare attenti, perché per esempio camminare con i cani non sei tanto sicuro al giorno dopo, no? Ma se è la roba più sicura che ti puoi fare, non so dove sei pericolo, scusa. Non so, se sente in giro che dopo succede che ti ciappa, che fa, che i brighi, te va sopra una strada che te la sei sicura, invece non la sei più sicura. No, ma se te i cani non ho i problemi, te difendi i cani. E mi difende. Sì, sei una macchina da guerra. Guarda, se posso dire una roba, la sei una morla sto cagnetta, che pensare che la diventi una macchina da guerra, anche l'altra, la bianca la sei una bella cagnetta, ma pensare che le sei due macchine da guerra, la vedo dura. No, la bianca fa l'autorevole, basta, e te guarda con uno sguardo che ti interroga. La te giudichi, la te guardi e la te giudichi, no? La bianca. Se tu sei sempre un'interrogazione. Sì. Fermo. Se ora andare in letto, tutte domande così, sempre, te guarda sempre. Ti dico, ma dormi, oggi è dormi, bellissima. Ma come sei una macchina da guerra? Oggi pomeriggio che attraversare la strada per andare a sbagliare a un papà che ci ha detto smontare la macchina con la bicicletta qua a putea. Ci ha detto sbagliarli tutti e due. Ho detto, ma sì, tu fuori. Siamo davanti a un parco giochi per bimbi. Non ti puoi attaccarmi così, gli avventori, porco cane. Ho dovuto andare fuori perché ti dico, a putea che ho visto il sangue. La prossima volta trovo un pincher nano così se calci l'iniziatore. L'iniziatore no, ma sei un attimo più meno aggressivo fisicamente. Ma no, basta cani. Questi me